Prosciutto non è voi, Agnello non è voi. Ciao Gavino. Buonasera. Ma veramente è sempre più brutto ogni settimana, veramente. Lo sapevo. Glielo volevo dire. Ci proprio. mancava lei, guardi, è veramente stasera una cosa. Senti, ne approfitto. Ho il sudore freddo. Che cosa sta E facendo? affitto la mansarda, che affittati. La crepapelle. Crepapelle. Allora. Prosciutto non è voi, Agnello non è voi. Non vuole niente nessuno. Prosciutto non è voi. Non voglio Agnello niente. non è voi. No. Pecora bollita no. No. Pane carasau. No! Non voglio cosa niente. Non voglio niente. Allora. Coriandoli. Mi ammassi i miei cugini. Scusi. Allora, vediamo un po'. Foto. Allora, innanzitutto sappi che io ho un fotografo, questo che cretino, questo qui davanti, io ho tirato un salame. Perché Tomba tira la coppa, io tiro il salame. Vabbè, tanto così, tanto per scaldare l'ambiente. Vediamo le foto. A crepapelle, ho una foto, allora, veramente una cosa, a crepapelle. Guarda, veramente, io ho fotografato Stallone, guarda, ho portato la foto. Questo sarebbe Questa Stallone. è la regia che... Questo sarebbe Stallone. Veramente Questo sarebbe Stallone? È Silvestre. Silvestre Stallone. Sì, Poi vediamo. Quello che Poi vabbè, attenzione. Allora, no, voglio dire una cosa, io vorrei chiarire una cosa. Pamela Prati, la foto purtroppo ha detto, guarda, non la pubblicare. Ha fatto Hai la foto. fotografato Pamela Prati? Pamela Prati aveva gli occhi neri, non poteva. Come mai? Perché è andata a fare footing senza reggiseno, con quelle tettone, faceva così. È sempre una cosa tremenda, guarda, che cappello. Non gli si, veramente, è una cosa tremenda. Qualche altra foto? Una foto, guarda, aspettate un attimino. Ecco, questa foto qui è uno scoop eccezionale. E chi sarebbe? È il mio zio Remo che taglia il dolce di sardo di... Che scoop è? E lo scoop è che se lo sa sua moglie che lui ha il diabete, gli fa un culo così. Veramente. Me l'ha detto. La ziada, scusa, zia, non la voglio far vedere. Uno scoop. Sto sudando freddo, veniamo a noi. Adesso questo zio è quello famoso che ha avuto l'intervento? Ha avuto, povero zio, lo saluto, lo zio Remo ha avuto un intervento, è malato di cuore. No? Io al pacemaker gli ho fatto mettere una radio AM/FM. Al pacemaker insieme una radiolina? Sì, così la mattina si sveglia con la canzone del cuore, che è una cosa molto crepapelle, fine, veramente. Concludiamo. Fagli sentire che l'applauso a casa mia dice che cazzo a te non ti applaude nessuno. No, me li fa. Prosciutto non è voi. No. Agnello non è voi. No. Però la pecora a questo periodo. No. Neanche nella vaschetta, la pecora nella vaschetta. Vabbè. No, allora, ti racconto questa di uno scoop unico. Oh, beh. Ma questo l'hai visto? Che cos'è? Wow! Babbo Natale! Babbo Natale! Veniamo con Madonna, la famosa cantante. Sì, la la famosa rockstar, cantante. la rockstar. Tu sai che è un po', come si dice? È un po' sardo. Com'è? Sardo masochista. Sardo masochista. Sardo. Vabbè, prendete per il culo. State attenzione. Va bene. Allora, si è fatto un tatuaggio, veramente. Si è fatta tatuare qui davanti una pista di sci con le bandierine proprio appunto là. Sai come la chiamano? Madonna di Campiglio. Veramente, così tremendo.